Si intitola Forum delle professioni, architetti, professioni tecniche e politica a confronto. È l'evento che l'Ordine degli Architetti di Agrigento ha organizzato per sabato prossimo 21 gennaio presso l'hotel Dioscuri Bay Palace di San Leone. L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Architetti nel Mediterraneo, rappresenta la prima tappa di un percorso che il Consiglio Nazionale degli Architetti è impegnato a promuovere sull'intero territorio nazionale con l'obiettivo di coinvolgere i professionisti e le deputazioni locali in un confronto sulle strategie da adottare per rilanciare le professioni quali risorsa importante per la crescita culturale e socio-economica del Paese. Il dibattito sarà coordinato dal giornalista del TG5 Carmelo Sardo. Il convegno è stato presentato alla stampa questa mattina nella sede dell'Ordine degli Architetti di Agrigento. È un momento particolarmente difficile per le professioni, sappiamo che gli ordinamenti professionali entro il 12 agosto dovranno essere riformati tutti. Siamo già pronti al confronto con il governo senza alcun pregiudizio nei confronti delle liberalizzazioni, purché queste siano realmente finalizzate a salvaguardare i diritti dei cittadini senza al tempo stesso calpestare la dignità dei professionisti e la qualità delle prestazioni professionali. Lei diceva un primo bilancio, sì, un primo bilancio si può fare in quanto di fatto la nostra professione è stata più che liberalizzata 5 anni fa con l'abbattimento dei minimi tariffari. E devo dire che a distanza di 5 anni non possiamo dire che il libero mercato ne abbia giovato, il risultato è negativo, abbiamo le libere professioni in piena crisi, non solo per la particolare congiuntura economica, ma anche per il fatto che molti servizi di architettura e ingegneria vengono aggiudicati con ribassi del 70-dell'80% in barba alla qualità delle prestazioni professionali e della dignità dei professionisti. Il forum nasce dall'esigenza di arrivare ad un confronto, di proporre un confronto tra i professionisti e le istituzioni, un confronto che può consentire di elaborare di arrivare a una serie di proposte, soluzioni, suggerimenti da offrire poi al governo per una proposta di riforma che sia una riforma condivisa, garante dei diritti dei cittadini, dell'utenza, ma anche della qualità del lavoro del professionista. Il forum di giorno 21 costituisce innanzitutto la prima tappa di un percorso, di una serie di incontri che saranno ripetuti subito dopo, prima nelle varie province siciliane e successivamente in tutto il territorio nazionale fino poi ad arrivare a Roma.